Il PM aveva avanzato una richiesta di 16 anni di carcere e il giudice ha condannato lo Sceu alla pena di anni 15 di reclusione. Questa è la sentenza con cui si chiude il procedimento per l'omicidio di Roberto Basso, il tabaccaio 64enne di Jesolo, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 maggio 2024 all'interno della sua abitazione di via Antiche Mura da Leonard Sceu, pizzaiolo di origine albanesi di 36 anni, reo confesso dell'assassinio del commerciante durante un tentativo di furto. Il processo si è celebrato con rito abbreviato, formula richiesta dal difensore dell'imputato, l'avvocato Mauro Serpico. Un risultato che professionalmente ci lascia chiaramente soddisfatti per il lavoro eseguito. Riteniamo che la pena sia equa e congrua rispetto alla personalità, soprattutto dello Sceu, che è un soggetto assolutamente incensurato, che è la prima volta che ha delle vicissitudini di carattere giudiziario. Peraltro, non appellando la sentenza, la condanna in forza della riduzione del sesto prevista dalla riforma Cartabia diventerebbe quella di 12 anni e 6 mesi di reclusione. Sceu, nel corso del processo di primo grado, ha fornito anche delle dichiarazioni spontanee. Ha manifestato tutto il suo pentimento per quanto commesso, ha chiesto perdono e la possibilità di essere in qualche modo riabilitato nella società, rendendosi conto anche della difficoltà di ottenere questo perdono da parte dei familiari della vittima, che devo dire si sono rivelate delle persone comunque oltremodo corrette anche per il comportamento serbato in udienza. Sceu era stato fermato circa 11 mesi dopo l'omicidio del tabaccaio, lasciato riverso a terra in una pozza di sangue dopo essere stato colpito più volte con un cacciavite. Sceu ha già scontato circa 1 anno e mezzo di carcere, quindi non appellando, ribadisco, la pena diventerebbe quella di 12 anni e mezzo e considerate le liberazioni anticipate, la pena finale effettiva da scontare sarà intorno ai 9 anni e mezzo. Questo vuol dire che tra 3-4 anni lo Sceu potrà iniziare a beneficiare di misure alternative alla detenzione, permessi premio e quant'altro.